benvenuti a tutti. Facciamo uma preghiera pedindo a Dio la sua bendizione in questa sera. Glória a Deus. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença. Nós te agradecemos pelo Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção, que o Senhor tome o primeiro lugar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, aquilo que temos feito, que entristeceu o Teu Espírito Santo. Ó Deus, que o Senhor possa nesta noite falar aos nossos corações, que o Senhor use cada um das Tuas filhas, dos Teus filhos, que aqui estarão, Senhor, fazendo a Tua obra. Deus de poder eterno, que o Senhor nos capacite, Senhor, que a Tua palavra flua, Senhor, e que seja como a chuva, que venha da vida, Senhor, aquilo que está morto, que venha molhar a terra, Senhor, que venha produzir aquilo que Te apraz. Deus santo e eterno, muito obrigado por tudo. Continua conosco, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em este momento estarei passando a condução do culto para o nosso diácono, o diácono Raymond. Ele estará dirigindo o culto, porque eu sou como um bambino, né? Estou imparando, e piano, mas glória a Deus que aqui há um homem de Deus que está aqui para ser usado por Deus, né? Glória a Deus. Pode se sentar. Pode vir para a tela. Pace a tutti. Comunque vorrei ugualmente rifare una preghiera perché così il Signore possa a ognuno di noi stasera parlargli. Ricordiamoci che il Signore ci parla sempre, siamo noi che non vogliamo ascoltare. In tutto quello che facciamo il Signore ci parla sempre. Però a volte noi ascoltiamo quello che ci conviene ascoltare. È troppo facile così. E Dio ride sempre perché noi diciamo io credo in Dio, Dio per me è tutto. Ma appena ti dice di fare una cosa che non sta bene a te, prendiamo un'altra strada. E quindi questo è un tema molto importante. Vorrei pregare a Dio che ognuno di noi stasera possa prendere la strada che il Signore ha preparato per noi. È preparata la strada. Non dobbiamo farla noi, è già preparata. Quindi Signore, Dio Onnipotente, Te che sei Padre nostro, Te che hai fatto diventare la croce il simbolo dei cristiani che Ti seguono da tutte le parti, Signore. Prepara con la Tua parola, prepara con la Tua potenza la nostra strada che è già preparata. Soprattutto fa che noi andiamo dietro questa strada che hai preparato per noi. Che ognuno di noi apra oggi il cuore e che ognuno di noi apra oggi le orecchie per ascoltare da quale strada che Te hai preparato noi dobbiamo passare. Che nessuno di noi si perda, Signore, che ognuno di noi possa lavorare, Signore, stare accanto a Te per tutto quello che ci resta nella nostra vita. Amen. Perché ho detto questo, Signore? Il Signore Gesù Cristo è talmente potente. Il Signore Gesù Cristo è talmente controversiale, si dice, in questo mondo di oggi, che se ricordiamo bene, quando Lui lo hanno crocifisso, sappiamo tutti che questo era il castigo che le davano a quelle persone più disonorate che c'era in quel momento lì. E il Signore questa cosa che era disonorata l'ha fatto diventare sagrata. Ha cambiato tutto. E dice la parola, quelli piccoli che la gente non ha importanza in queste, il Signore lo farà diventare grande. E io spero che ognuno di noi sia uno di questi piccoli che a partire da stasera, se non ha deciso, possa diventare grande.
Noi non dobbiamo cercare, non dobbiamo essere intellettuali per capire che Gesù Cristo è la via. Non dobbiamo essere intellettuali né matematici. Il Signore non ci ha cercato per questo. Ci sono già le banche che fanno i numeri. Il Signore ci ha cercato perché noi dobbiamo dare vita eterna alle altre persone attraverso Gesù Cristo. Non siamo noi che diamo la vita eterna, Gesù Cristo ce l'ha già data la vita eterna. Noi dobbiamo comunicare alle altre persone che c'è questa possibilità. Non questa, c'è la unica possibilità, la via per arrivare a Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Quello che ha guidato Abramo per 40 anni nel deserto è quello che ci guida noi stasera. Amen. E quindi ora vogliamo fare con il nostro grande gruppo di lode, Valdirene, Elisabeth e la sorella Jessica. Stiamo lavorando con il nostro gruppo di lode, ora vediamo un po' che ci hanno preparato stasera. Então, niente. Qual que é o número? 88? Ah, sì. Allora, noi stavamo preparando per cantare con il playback, ma mi sa che non è andata bene, vero? Sì, sì. È andata bene? No. Allora non è andata bene, speriamo per la prossima volta. Allora cantiamo insieme l'inno di numero 88. Qui se c'è qualcuno che ha bisogno di questo. Meu Deus do céu, eu ia seguir o ritmo daqueles coisas que eu não sei se eu sei cantar direito. Sì, 88, Fratelli d'un sol cuore. Oh, fratelli d'un sol cuore, diamo gloria a Sant'Agnello. Oh, fratelli d'un sol cuore, diamo gloria a Sant'Agnello. Gloria e lode, sommo onore al Re dei Re. Se d'un cuore sempre avanti camminiamo col Signore, cresceremo forti santi nel suo amore. Giubilam con nostri cuori, diamo gloria, lode e onore al Signore dei Signori, al Signore dei Signori, Re dei Re. Oh fratelli, nel Vangelo ritroviamo ogni tesoro, si umiliata Re del cielo siamo con cuore. Sono largiti dal Signore i tesori del Vangelo, agli umili di cuore, a Lui fedele. Giubilam coi nostri cuori, diamo gloria, lode e onore al Signore dei Signori, al Signore dei Signori, Re dei Re. Or che noi salvati siamo dalla mano del tentatore, pace solo ricerchiamo dal Signore, il divin consolatore che Gesù mandò dal cielo, a noi parla in tutte l'ore del Vangelo. Giubilam con nostri cuori, diamo gloria, lode e onore al Signore dei Signori, al Signore dei Signori, Re dei Re. Ma nessuno conosce questa? Non conoscete questa? No. È così conosciuta, in Brasile è così conosciuta. Allora qual è l'altro? 75.
Denis. Ah, sì. Numero 105. Tutto a Cristo. Que esse saiu baixo, né? Vai, começa você, que às vezes você dá mais sorte. Tutto a Cristo Io m'arrendo, tutto a Cristo il cuore do. Io da Lui solo dipendo, da che Egli mi salvò. Io m'arrendo, Signor, io m'arrendo, no. Tutto a Cristo io m'arrendo, io mi arrendo, Signor. Tutto a Cristo io mi arrendo, per il sol sangue al Padre voi. Il suo amore ora comprendo, grande amore mi portò. Io m'arrendo, Signor, io m'arrendo, Signor. Tutto a Cristo io mi arrendo, io mi arrendo, Signor. Sulla croce con amore sparse il sangue redentor per salvarmi peccatore d'ogni male, d'ogni errore. Io mi arrendo, Signor, io mi arrendo, Signor. Tutto a Cristo io mi arrendo, io mi arrendo, Signor. Di Gesù il giusto, il forte, sono ora ambasciator, e per lui fino alla morte sarò sempre vincitor. Io m'arrendo, Signor, io mi arrendo, Signor. Tutto a Cristo io mi arrendo, io mi arrendo, Signor. E qual outro? Glória a Deus, aleluia. Qual que é o outro? 33, mas podia cantar o mais fácil dele, 500. Qual que você quer? 500? 500 alto. Acho que tudo canta. 500 alto. Ah, sì. Allora, 508. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signor. Quando ho trovato la via, il tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo
e adorarti, Signor, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signor. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Vorrei leggere, come tutti sappiamo, il Signore ci ha lasciato l'indicazione per la salvezza qua, però ci ha lasciato anche della raccomandazione che a volte non vogliamo leggere. È la stessa cosa che avevo detto anche prima. E quindi tante volte noi, come cristiani, andiamo solo a vedere quelle cose che dice Gesù Cristo. Io ho liberato tutti, sono tutti figli di Dio, e vogliamo capire solo quella parte lì e basta, senza vedere che cosa sono le conseguenze, che cosa sono, che dobbiamo fare per arrivare a essere figlio di Dio, per essere considerati uno dei che saremo a quella festa che si mangerà tutti insieme, tutte corone di fiori. Che cosa dobbiamo fare? Vorrei leggere questa cosa alla Chiesa, del cui noi dobbiamo prendere spunto, di cui penso che tutti i cristiani dobbiamo essere consapevoli. Questo si trova Ecclesiastes 12:1. Dice: rallegratevi pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle tue vie dove conduce il tuo cuore, seguendoli e sguardi dei tuoi occhi, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà a giudizio. Dice qua, Dio ti chiamerà a giudizio per tutte queste cose. E il Signore ci dà la libertà. Vai dove vuoi. Vai dove ti porta il cuore. Tutti sappiamo che dice il cuore è ingannevole. Vai a ballare, vai a fare questo, vai, non ti preoccupare. Però ricordati che il Signore ti chiamerà in giudizio. Quindi questo dobbiamo essere la maturità spirituale. Non dobbiamo pensare che cercare di Dio sia una macchina a gettone. Faccio 3 cose buone, intanto mi perdona perché ho fatto queste 3 buone e basta. Una vita in confidenza con il Signore è una vita di costanza, di sacrifici. Che per me, io parlavo con mia moglie, io non vedo grandi sacrifici a stare con Dio, non lo vedo.
Lo vedevo prima di convertirmi che ero sempre ubriaco, quello sì. Io pensavo, come farò se non bevo più? E come farò se non faccio questo? Invece ora io non vedo questo sacrificio, anzi il mio cuore è sempre allegro. Non mi ricordo più del vecchio uomo che andava per le strade a pisciare dietro i cassonetti quando bevevo troppo birra, perché era così e non si può nascondere questa cosa. E quindi il Signore ce lo dice qua, ma ce lo dice nel senso, io gli do questa possibilità, ma sapete che questo può succedere. Se le dico questo è perché voi dovete cambiare, perché noi dobbiamo cambiare la nostra forma di vivere. Se vogliamo veramente stare con il Signore, non è nessun sacrificio per niente, anzi, io sto molto molto meglio da quando cammino con il Signore. È una gioia. Nati lo sa perché anche lei aveva il mio stesso problema, che noi si beveva troppo alcol, sempre ubriaco, tutti i fine settimana ubriachi, tutti. E io oggi come oggi non bevo più alcol, insomma quelli della birra si hanno arrabbiato con me, ma a me non mi interessa, perché non le compro più. Acqua naturale, frizzante, sai com'è buona quest'acqua. E quest'acqua naturale, sai perché bevo l'acqua? Perché il Signore è l'acqua, limpido, vita, questo è il Signore. Amen. Ok. Chiamiamo la nostra sorella Milvia che ci ha preparato una poesia per continuare a sentire queste belle parole del Signore. Sentire il Signore è sempre gradevole, molto. E se apriamo gli occhi, ogni parola che esce dalla bocca nostra sono messaggi che il Signore manda per tutti voi, per tutti noi. Perché anche per me le manda, anche se lo dico, ma lo manda anche per me. Forse ce la faccio. Allora, io l'ho preparato, poi si sposta nel... però un secondo che lo ritrovo. Grande l'Altissimo nei disegni suoi. Cantiamo, giubiliamo, Cristo vive. Come alla luce di 1000 e 1000 soli, la vita irruppe e con potenza agì nel corpo di Gesù che s'alzò in piedi, dai legami mortali liberato. Vuoto restò il sepolcro in cui era posto. La morte non trattenne il Salvatore, che riportò vittoria sul nemico, dalla sua stessa arma spodestato. Dov'è il tuo dardo, o morte, e il tuo potere? La morte si è dissolta in quel bagliore, e a tal calore il gran devastatore nel fuoco eterno presto soccomberà, perché l'amore più forte è della morte e del maligno che la generò. Cantiamo, giubiliamo, Gesù affranca, quale agnello che va allo scannatoio, docile andò al supplizio da innocente, vincendo in croce la morte di peccato e offrendo a noi la sua condotta santa, dono perfetto, dono che guarì. Il sangue suo versato è su di noi. Come a Nissan l'angelo distruttore passò oltre gli stipiti segnati e risparmiò il suo popolo in Egitto, così Gesù è per noi la nostra Pasqua, passaggio dalla morte a nuova vita, non più soggetta al giogo del peccato. Cantiamo, giubiliamo, Gesù ha vinto, a caro prezzo fummo riscattati dal Salvatore che pagò per noi, ubbidendo alla legge, pur Signore,
In Lui siamo generati, siamo rinati, in Lui siamo custoditi, siamo Suoi. La nostra vita in Lui è depositata e conservata fino al suo ritorno, in cui si compirà glorioso il giorno del nostro ingresso nell'eternità. Grande è l'Altissimo nei disegni Suoi. Amen. Gloria al Signore. Eccoci, grazie alla sorella Milvia che ci prepara sempre delle belle poesie. Ora vorrei invitare a Joao, se poi se te la senti, per pregare un po' per le decime e le offerte. Vieni, il fratello Joao, grande Joao. Preghiamo per le decime e le offerte. Portoghese, certo, qui si parla un po' di più. Salute a tutte le chiese. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui em Tua casa, Senhor, para dar continuidade ao nosso trabalho, Senhor, que o Senhor nos dignou a fazer, Senhor, que é a Tua obra aqui na terra. Nesse momento, Senhor, que vamos dar as nossas ofertas e nossos dízimos, que o Senhor abençoe as mãos que vão dirigir, Senhor, para que Tu possa, Senhor, abençoar a cada um que vai gestir esse dinheiro, Senhor, para que Tua obra seja perfeita, para que tudo que fazemos aqui, Senhor, seja para a Tua bênção que o Senhor nos deu para continuar, Senhor Deus, o Teu trabalho aqui. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com o restante desse trabalho e que o Senhor abra os nossos corações para que podemos, Senhor, guardá-los e continuar, Senhor Deus, sempre este caminho que é levar até o Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Paz a tutti, lodiamos ao Signore. Nella preghiera eu trovo calma, nella preghiera eu trovo amor. Pregare Dio fai bene all'anima, parlar con Dio fai bene a me. Parlar con Dio, che privilegio, aprile anima ao Creator. Senti che i cieli sono aperti, senti la voce del Criator. Grande è nostro Dio, e le opere che Lui fa, il suo amor non ha limite, nei suo perdono eu trovo pace. Parlar con Dio ne ho bisogno, perché le fonte di potere ci c'era Lui, la vita senso, Lui ci dà forza per vivere. Grande è nostro Dio, e le opere che Lui fa, il suo amor non ha limiti, né suo perdono
pace. Nella preghiera eu trovo calma. Nella preghiera eu trovo amor. Pregare Dio fai bem all'anima. Parlar com Dio fai bene a me. Nella preghiera eu trovo calma. Nella preghiera eu trovo amor. Pregare Dio fai bem all'anima. Parlar com Dio fai bene a me. Grande é nostro Dio, e le opera che Lui fa, e suo amor non ha limite, né suo perdono eu trovo pace. Nella preghiera eu trovo calma. Nella preghiera eu trovo amor. Pregare Dio faz bem a anima. Parlar com Dio fai bene a me. Amém. Glória a Dio. Adesso faremo la preghiera per bambini, per la classe Felici. Tutti i bambini, vieni qua. Glória a Dio. Preghiamo. Padre nostro, em Tua presença, Senhor, nesta sera, te apresentamos, Senhor, tutti bambini. Senhor, que as Tuas boas mãos estejam estendidas sobre elas, que elas cresçam, Senhor, no temor da Tua palavra, que elas cresçam na graça e no conhecimento, que o Senhor as livre, Senhor, de todo mal, Senhor, que a Tua bênção seja constante em cada uma delas, Senhor, que elas possam ser, Senhor, desde a menor idade, Senhor, que elas possam ser usadas por Ti, nos mínimos detalhes da vida, que o Senhor tome cada uma delas, Senhor, e use-as para a glória do Teu nome, Senhor. Te pedimos a Tua bênção sobre elas, ó Pai, e também te pedimos, Senhor, pelas professoras, por aqueles que irão ensiná-las nesta noite, Senhor, que o Senhor capacite, abra o coração e use poderosamente para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos ouvir um pouco da palavra de Deus. La parola de Deus. Convido aqui a nossa tradutora, a irmã Valdirene.
vai nos ajudar aqui. Deixa eu ligar. Senhor Deus e Pai, na Tua presença estamos mais uma vez. Eu te peço neste momento que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a pregar a Tua palavra. Ajude a Tua filha, Senhor, a traduzir, Senhor. Eu sei o quanto é difícil, que o Senhor ajude a Tua serva, Senhor, nesta noite. Continue, Senhor, falando aos corações. Pai, te pedimos a Tua misericórdia. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abrimos as nossas Bíblias no Salmo 73. Apriamo le nostre Bibbie nel Salmo 73. Nós vamos ler do versículo 1 Leggiamo dal versetto 1 até o versículo 28. fino al 28. Pode ler. Sì. Salmo 73. Salmo 73, dal versetto 1 al 28. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi. Poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribulati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri. Sbeffeggiano e malvagiamente progettano di opprimere. Parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: come è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre, essi accrescono le loro ricchezze. In vano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avesse detto, parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucevoli, tu li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Poiché, ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio.
io ho fatto del Signore Dio il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Glória a Deus. Nesta noite eu queria falar sobre por que o ímpio prospera e o justo sofre. Allora, questo pomeriggio vorrei parlare perché l'impio prospera e il giusto soffre. A cura da comparação. La cura Da della comparação. comparazione, del paragone. Nós sabemos que os homens nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. Sappiamo che gli uomini nascono, crescono, si sviluppano e muoiono. E na vida humana, os homens sempre procuram crescer, E nella vita umana gli uomini sempre cercano di crescere. No salmo que acabamos de ler, nós vemos o salmista Asaf tendo conflito, uma crise. Nel salmo che abbiamo appena finito di leggere, vediamo Asaf che c'è un conflitto con se stesso. Porque Asaf para de olhar para Dio e começa a olhar a vida do ímpio. Perché Asaf ora non guarda Dio, guarda tutto intorno a sé. E ele fala que os seus pés quase se desviaram do caminho da vida. E lui dice che i suoi piedi per poco si sono deviati del cammino nella vita. Porque ele parou de olhar para a eternidade e começou a olhar para aquilo que era finito. Perché non guardava più l'eternità, guardava soltanto quello che finisce. Existe um ditado no Brasil que diz assim: a grama do vizinho é mais verde. Abbiamo in Brasile un detto che dice così, che l'erba del vicino è più verde. Eu não sei se existe algo semelhante aqui na Itália. Non so se esiste qualcosa simile in Italia. È uguale. Mas este ditado é uma verdadeira mentira, Ma questo detto è una bugia, porque é só um ditado. perché è solo un detto. Não é uma verdade para mim e para a sua vida. Non è una verità per la mia e per la sua vita. É como se Asaf pensasse assim. È come se Asaf pensasse così. E ele entrou nessa crise existencial, E lui è entrato in questa crisi esistenziale porque pensou que a vida do ímpio é melhor do que a sua vida. perché pensava che la vita dell'empio era migliore della sua. Eu não sei se algum dia na sua vida você já pensou assim. Non so se hai già pensato così in qualche giorno della sua vita. Mas se você nunca pensou, um dia você vai ser tentado a pensar assim. Ma se hai mai pensato, un giorno sicuramente sarai tentato a pensare così. Que a vida daquele que não serve a Deus é melhor do que daquele que serve a Deus. Che la vita di quello che non serve Dio è migliore di quello che la serve. E o que Asaf observou e chegou a essa conclusão? E cosa Asaf ha osservato che è arrivato a questa conclusione? Se você continuar com a Bíblia aberta, versículo 4 e 5. Se guardiamo i versetti 4 e 5, Asaf resume dizendo que a vida do ímpio é boa porque eles não sofrem. Asaf, qui in questi versetti, dice che la vita degli empi è buona perché loro non soffrono. Eu estou no versículo 4 e 5. Versetto 4 e 5. O ímpio não sofre. L'empio non soffre Na concepção de Asaf. nel suo modo di vedere, Mas isso é uma mentira, ma è una bugia, porque sabemos que todos os homens sofrem. perché sappiamo che tutti gli uomini soffrono. O sol nasce para os justos e para os injustos. Il sole sorge per i giusti e per gli ingiusti. Então todo mundo sofre. Allora tutti noi soffriamo, Uns mais, outros menos. alcuni di più, altri di meno, Mas todos sofrem. ma tutti soffrono. Mas Asaf, na sua crise existencial, ele é enganado por isso e eles dizem, eles não sofrem. Ma Asaf nella sua crisi esistenziale, lui è ingannato da questo e loro non soffrono.
No versículo 7, nós vemos que Asaf diz que eles têm tudo o que desejam. Nel versetto 7 abbiamo Asaf che dice che loro hanno tutti quelli che desiderano. A linguagem do salmista é uma linguagem poética. Il linguaggio del salmista è un linguaggio poetico. Ele está dizendo que o ímpio tem tudo o que quer, Lui dice che l'empio ha tutto quello che vuole, mas isso é outra mentira. ma questa è un'altra bugia. Ninguém tem tudo o que quer. Nessuno ha tutto che vuole. É impossível ter tudo o que quer. È impossibile uno avere tutto quello che vuole, Porque se o homem tem tudo o que ele quer, ele não é homem. perché se un uomo ha tutto quello che vuole non è un uomo, Que é ilimitado, não? è perché è una cosa illimitata, non c'è limite. E Asaf cai em outra mentira. E Asaf cade in un'altra bugia. No versículo 12 nós vemos Asaf dizendo que os ímpios eles crescem e prosperam. Nel versetto 12 vediamo Asaf che dice che gli empi prosperano. E isso é uma verdade. E questa è una verità. Os ímpios crescem e prosperam. Gli empi crescono e prosperano. Porque o fundamento da vida do ímpio é o materialismo. Perché O fundamento perché il fondamento della vita dell'empio é o è il materialismo. materialismo. Então eles vivem em função da matéria. Loro vivono in funzione della materia. Eles querem viver a vida como se tudo fosse isso aqui. Loro vogliono vivere la vita come se tutto fosse qui. E Asaf entra em crise, E Asaf ora è in crisi, porque a sua vida vai de mal a pior. perché la sua vita va di male a peggiore. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, Ma quando guardiamo la parola di Dio, o Senhor nos ensina nos seus ensinamentos. il Signore nei suoi insegnamenti, Em Mateus capítulo 7, in Matteo capitolo 7, versículo 13, Matteo capitolo 7, versetto 13. Matteo 7, 13. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. versículo 14. 14. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Nós vemos no ensinamento de Jesus dizendo que o caminho que leva à vida é o caminho da dificuldade. Vediamo Gesù dicendo che il cammino che porta alla strada che porta alla via è la strada della difficoltà. Não é um caminho fácil, Non è una strada facile, porque esse caminho a gente nega a nós mesmos. perché questa strada ci neghiamo noi stessi. Não é mais o nosso sonho, Non è più il nostro sogno, é o sonho do Senhor. è il sogno di Dio. Não é mais a minha vontade, Non è più la mia volontà, é a vontade de Deus. è la volontà di Dio. Por isso que o caminho é estreito Per questo la strada è stretta e poucos entram por ele, e pochi entrano per essa. mas é o caminho que leva à vida. Ma è la strada che porta alla vita. Bom não é iniciar nessa estrada, não é o início dessa estrada. O início. Buono, Não. bom è l'inizio di questa strada. Não é o Non è início l'inizio di dessa questa estrada. strada. Bom é o final. Ah, sì. Buon è il finale. A diferença está aí. La differenza è lì e qui, É o final da vida, è la fine della vita, não é o início. non è l'inizio. O ímpio começa a vida boa. L'impio comincia la sua vita buona. Parece que os problemas não lhe alcançam, Sembra che i problemi non esistono, mas os problemas lhe alcançam. ma i problemi esistono. Mas no final da vida, Ma alla fine della vita
Nós sabemos o destino do ímpio. Sappiamo il suo destino. O ímpio passará como erva. Lui passerà come l'erba. E eu queria fazer uma pergunta à igreja. Vorrei fare una domanda alla Chiesa. Será que vale a pena ser fiel? Ma varrà proprio la pena essere fedele? Porque esta foi a pergunta que Asaf fez a si mesmo. Perché questa è stata la domanda che Asaf ha fatto a se stesso. Observe bem no versículo 13 e 14 Osserviamo i versetti 13 e 14 do Salmo 73. del Salmo 73. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Asaf aqui está expressando a sua frustração. Asaf qua espressa la sua frustrazione. Parece que não vale a pena ser fiel. Sembra che non vale la pena essere fedele. Agora que eu estou... Parece que em vão eu tenho purificado as minhas mãos. Sembra che invano purifico le mie mani. Porque eu sofro todo dia. Che soffro tutti i giorni. Esta é a primeira consequência de quem observa a vida do ímpio. Questa è la prima conseguenza di chi osserva la vita dell'empio. Nós achamos que não vale a pena ser fiel. Pensiamo che non vale la pena essere fedele. Porque pensamos que a vida do ímpio é melhor que a nossa. Perché pensiamo che la vita dell'empio è migliore della nostra. Mas isso é um engano. Ma questo è un inganno. Segundo lugar, nós vemos Asaf sem paz, no versículo 16. In secondo luogo abbiamo Asaf senza pace. Nel versetto 16. Pode ler. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua. Asaf olha a vida do ímpio, não consegue entender. Asaf osserva la vita dell'empio e non riesce a capire. E isso deixa sem falta de paz. E isso lo lascia senza pace. No versículo 21 e 22, Nel versetto 21 e 22 nós vemos que Asaf adoece. vediamo Asaf malato. Pode ler. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia. É assim que ficam todos aqueles que olham a vida do ímpio. È così che sono tutti quelli che guardano la vita dell'empio. Eles adoecem. Loro si ammalano, Eles ficam loucos. diventano pazzi. Por isso que Asaf disse, eu era como um animal. Per questo Asaf dice che ero come un animale. Meu coração azedou. Mio cuore era amareggiato, Porque observar a vida do ímpio não traz paz, amada. perché osservare la vita dell'empio non ci porta pace. Mas eu louvo ao Senhor, Ma lodo Dio porque Asaf não parou aí. perché Asaf non è fermato lì. Ele não terminou a sua vida olhando para a vida do ímpio. Non è finita la sua vita guardando la vita dell'empio. Olha o verso 17. Guardiamo il verso 17. Olha que coisa linda. Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Asaf ajustou a lente dos seus olhos. Asaf ora ha aggiustato la lente dei suoi occhi Quando ele entrou no templo. quando è entrato nel tempio, Quando ele entrou no santuário. quando è entrato nel santuario. E eu preciso te explicar isso. E io ho proprio bisogno di spiegarti questo. Vocês sabem que Asaf era judeu. Sappiamo che Asaf era un giudeo. A concepção de entrar no santuário. È la concezione, A expressão de entrar no santuário. il
fatto di entrare nel santuario significa o mesmo significa lo stesso que entrar na presença de Deus. che entrare nella presenza di Dio. Eu vou substituir aqui. Sostituirò, Substituir. sostituirò Essa expressão para a gente entender melhor. questa espressione per capire meglio. Então Asaf entrou na presença de Deus. Asaf è entrato nella presenza di Dio. Todas as vezes que eu e você Tutte le volte che io e te entramos na presença de Deus, entriamo nella presenza di Dio, o Senhor faz eu e você entender il Signore ci fa capire muitas coisas. molte cose, Ajusta os nossos olhos. aggiusta i nostri occhi, Tira os nossos pensamentos embaraçados. porta via tutti i nostri pensamenti che non fanno senso, che non hanno senso. Foi isso que Deus fez com Asaf. È stato questo che Dio ha fatto a Asaf. Quando ele entrou na presença de Deus, Quando è entrato nella presenza di Dio, ele entendeu lui ha capito a diferença do justo e do ímpio. la differenza tra il giusto e l'empio. E isso foi saúde para a sua vida, E questo è stato salute per la sua vita, porque a presença de Deus faz isso. perché la presenza di Dio fa questo. Eu não estou falando de você meramente entrar na igreja. Non parlo di uno entrare in chiesa così a caso. Não estou falando de entrar na igreja. Non sto parlando di entrare in chiesa. Eu estou falando de entrar na presença de Deus. Sto parlando di entrare nella presenza di Dio. É impossível alguém entrar na presença de Deus e continuar do mesmo jeito. È impossibile qualcuno entrare nella presenza di Dio e continuare lo stesso. Você pode até estar sem paz, Puoi anche stare senza pace, mas quando você entra na presença de Deus, ma quando entri nella presenza di Dio, a falta de paz vai embora. la mancanza di pace va via. Porque você entra naquele que é o príncipe da paz. Perché tu lì stai davanti a quello che è il principe di pace. Por isso que você recebe a paz de Deus. Per questo tu ricevi la pace di Dio. Deus quer ajustar os teus olhos nesta noite. Dio vuole aggiustare i tuoi occhi in questa sera. Tu tem olhado muito para a terra, Stai occhiando, guardando sempre la terra, sempre a vida do ímpio, sempre la vita dell'empio, se comparando. si paragonando. Mas o Senhor, nesta noite, Ma il Signore in questa sera nos convida a entrar na sua presença. ci invita a entrare nella sua presenza. Porque quando entramos na sua presença, Perché quando entriamo nella sua presenza, o Senhor nos faz entender il Signore ci fa capire o fim de todas as coisas. alla fine di tutte le cose, De modo que aquilo que parecia belo in modo che quello che sembrava bello é vão, è vano, porque a presença de Deus faz isso. perché la presenza di Dio fa questo. Faz você entender Fa capire que existe uma eternidade, che esiste un'eternità, que existe um céu de glória, che esiste un cielo di gloria, que vale a pena ser fiel. che vale la pena essere fedele. Tudo isso nós entendemos Tutto questo riusciamo a capire quando entramos na sua presença. quando entriamo nella sua presenza. Todas as crises existenciais que temos, Tutte le crisi esistenziali che abbiamo, todas as dúvidas tutti i dubbi são sanadas sono finite quando entramos na sua presença. quando entriamo nella sua presenza. Sabe qual é o nosso problema? Sai qual è il nostro problema? Que nós não gostamos de entrar na presença de Deus. Che non ci piace entrare nella presenza di Dio. Nós somos especialistas em se esconder, Siamo specialisti in nascondere, em fugir, in fuggire, como se scappare, isso fosse possível. come se fosse possibile. Mas o Senhor nos convida nesta noite. Ma il Signore ci invita in questa sera, Entre na minha presença, entra nella mia presenza que você nunca será o mesmo. e mai più sarai lo stesso. Vou mudar os teus olhos, Cambierò i tuoi occhi, vou mudar a tua mente. cambierò la tua mente E você vai olhar a vida e guarderai la vita como eu, o Senhor, vejo. come io, Dio, la vedo. É isso que ele fez com Asaf. E questo ha fatto con Asaf.
Observe agora no versículo 18. Osserviamo ora il versetto 18. Asaf entendeu, no versículo 18 ao 20. Asaf ha capito dal 18 al 20. Leggo? Não precisa ler. Ok. Asaf entendeu que os ímpios têm um destino terrível. Asaf ha capito che gli empi hanno un destino terribile, Mas isso só aconteceu ma questo è successo soltanto depois que ele entrou na presença de Deus. dopo essere entrato nella presenza di Dio. Nós vemos um Asaf Vediamo ora un Asaf diferente depois que entrou na presença de Deus. diverso da prima di entrare nella presenza di Dio. Porque quando entramos na presença de Deus, Perché quando entriamo nella presenza di Dio, o Senhor nos muda. il Signore ci cambia. É impossível continuar o mesmo È impossibile continuare lo stesso depois de entrar na presença de Deus. dopo essere entrato nella presenza di Dio. Muita gente diz que tem Deus, Tante persone dicono che hanno Dio, mas você não vê a prova disso, ma non riesce a vedere la prova, porque não muda. perché non c'è un cambiamento. É a mesma È pessoa. sempre la stessa persona, Mas Asaf mudou. ma Asaf è cambiato. Deus ajustou a sua mente, Dio ha aggiustato la sua mente, os seus i olhos. suoi occhi. Nós vemos um Asaf agora que tem prazer na presença de Deus. Vediamo ora un Asaf che ha piacere nella presenza di Dio. Ele tem prazer em estar com Deus, Lui ha piacere di stare con Dio, porque a presença de Deus o mudou. perché la presenza di Dio lo ha cambiato. A presença de Deus faz isso. La presenza di Dio fa questo. Não é o fato de dizer que está com Deus que você está com Deus. Non è il fatto di dire che stai con Dio e che veramente stai con Dio. Estar com Deus é mudança. Stare con Dio è cambiamento. Deus quer mudar a nossa mente. Dio vuole cambiare la nostra mente. A mudança primeira começa na nossa mente. Il cambiamento prima inizia nella nostra mente. Porque se Deus mudar a tua mente, Che se Dio muda la tua mente, Ele muda tudo. Lui cambia tutto. Muda os desejos, Cambia i desideri, muda sonhos, cambia sogni, muda perspectivas. cambia perspettiva, prospettiva. Muda tudo, amada. Cambia tutto. O amado. nosso problema é que a gente quer fugir da presença de Deus. Il nostro problema è che vogliamo scappare dalla presenza di Queremos fazer as coisas do nosso Dio. jeito. Vogliamo fare le cose al modo nostro. Mas eu quero te desafiar nesta noite. Ma voglio sfidarvi stasera. Entra na presença do Senhor, Entra nella presenza di Dio, que tu vai sair mudado. che uscirai cambiato. A presença do Senhor vai te mudar, La presenza di Dio ti cambierà, porque Deus faz isso conosco. perché Dio fa questo conosco. Só Ele pode mudar a nossa visão. Solo Lui può cambiare la nostra visione. Só Ele pode mudar a nossa mentalidade. Solo Lui può cambiare la nostra mentalità. Então a mudança de Asaf é uma mudança radical. Allora il cambiamento di Asaf è un cambiamento radicale. Observe agora no verso 23 e 24. Osserviamo ora il versetti 23 e 24. Asaf diz que o justo tem um destino maravilhoso. Leia esse versículo aí, 23 e 24. Asaf dice che i giusti hanno un destino meraviglioso, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. É o destino do justo. È il destino dei giusti. Não é aqui, Non è qui, é a glória. è la gloria. Por isso que Asaf diz: Per questo dice Asaf. Estou aqui, Senhor. Sono qui, Signore. Tu és aquele que me guia Tu sei la mia guida até que eu chegue na tua glória. fino alla tua gloria. Por que isso aconteceu? Perché è successo? Porque ele entrou na presença de Perché è Deus. entrato nella presenza di Dio. Deus faz isso, amado. Dio fa questo. amado. Muda as nossas rotas Dio cambia le nostre strade, le nostre rotte. quando entramos na sua presença. Quando entriamo nella sua presenza. Olha que Deus maravilhoso. Guarda che Dio meraviglioso. Olha que mudança radical ele fez em Asaf. Guarda che cambiamento radicale ha fatto in Asaf. Porque há pouco tempo Asaf estava desejando a vida do ímpio. Perché poco tempo fa Asaf desiderava la vita degli empi.
Mas depois de entrar na presença de Deus, Ma dopo entrare nella presenza di Dio, no verso 25 e nel 26, versetto 25 e 26, Asaf diz que Deus é o maior bem que alguém possa possuir. Asaf dice che Dio è il bene più grande che l'uomo possa avere. Ele estava há pouco tempo atrás Lui era pouco tempo fa, desejando aquilo que o ímpio tinha, desiderava quello che aveva gli empi, mas depois que entrou na presença de Deus, ma dopo essere entrato nella presenza di Dio, Senhor, tu és o meu bem maior. Signore, tu sei il mio bene più grande. Verso 25 e 26. Versi 25 e 26. Leia aí, minha querida irmã. 25. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Quem tenho eu no céu senão a ti? Chi ho in cielo se non te? E na terra não há quem eu deseje além de ti. E sulla terra non c'è nessuno che desidero più di te. Há pouco tempo estava desejando a vida do ímpio. Poco fa desiderava la vita dell'empio, Mas eu falei aqui, ma ho detto qui, quando entramos na presença de Deus, quando entriamo nella presenza di Dio, o Senhor muda as nossas il vontades. Signore cambia le nostre volontà. Desejava a vida do ímpio Desiderava la vita dell'empio e agora está dizendo para Deus: e ora sta dicendo a Dio, na terra não há quem eu deseje além de ti. sulla terra non desidero che te. Isso não é uma mentira, amada. Questo non è una bugia, Porque a nossa dificuldade che la nostra difficoltà ao ler o texto bíblico, a leggere questo brano, nós vemos uma mudança radical. vediamo un cambiamento radicale. E isso assusta. Questo spaventa. A gente pode olhar para isso Possiamo guardare questo e achar estranho. e trovare strano. Como ele conseguiu mudar assim? Come è riuscito a cambiare così? Há pouco tempo ele estava dizendo que tudo era em vão. Poco tempo fa diceva che tutto era invano. Estava frustrado. Era frustrato, Mas agora mudou tudo. ma ora è cambiato tutto. Agora ele está dizendo que o Senhor é o bem maior que ele tem. Ora sta dicendo che il Signore è il bene più grande che ha, Porque Deus ele faz isso, amado. perché Dio fa questo, amati. Por isso que quando entendemos que o Senhor é o nosso bem maior, Per questo, quando capiamo che il Signore è il nostro bene più grande, nós pensamos como o Salmo 23. noi pensiamo come il Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, Il Signore è il mio pastore, nada me faltará, nulla mi mancherà, porque Ele é tudo para mim. perché Egli è tutto per me. Ele me basta. Lui mi basta. Esse é o pensamento de Asaf. Questo è il pensamento di Asaf. Por isso que ele diz: Per questo lui dice, não há ninguém na terra non ha nessuno in terra que eu deseje além de ti. che io desidero più di te. Irmão, isso é muito sério. Fratelli, questo è molto serio, Porque Jesus diz: perché Gesù dice, se alguém amar mais o pai ou a mãe, se qualcuno ama più il padre o la mamma, ou a mulher, o la moglie, ou os filhos, o i figli, não é digno de mim. non è degno di me. Isso é muito sério. È molto serio questo, Porque Deus tem que ser o primeiro. perché Dio deve essere il primo. A primeira ambição La nostra prima ambizione deve ser Deus. deve essere Dio. Nós devemos desejá-lo Dobbiamo desiderarlo das entranhas do nosso coração. dal fondo del nostro cuore, dal profondo. Tem que ser o nosso suspiro, tem que ser Deus. Deve essere il nostro respiro, Assim como o Salmo 42, così come il Salmo 42. o salmista diz: Il salmista dice, como o servo anela pelas águas, come il cervo anela le acque, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. così la mia anima anela Dio. A minha alma tem sede de Deus. La mia anima ha sete di Dio. Essa deve ser a nossa sede.
Questa deve essere la nostra sede. Deus está cobrando isso de nós, igreja. Dio ci sta chiedendo questo. E às vezes nós somos enganados, E a volte siamo ingannati, porque temos tanta disposição perché abbiamo tanta disposizione para fazer toda e qualquer outra coisa, per fare qualsiasi altra cosa, menos buscar a Deus. ma non cercare Dio. Porque buscar a Deus Perché cercare Dio dá sono. dà sonno. Dá sono é italiano também? Ah, certo. Buscar a Deus nos deixa indispostos. Cercare Dio ci fa indisposti. Se alguém disser assim, amados, vamos aqui orar. Se qualcuno dice qua, amati, andiamo a pregare. Aí a gente quer terminar logo a oração. Vogliamo finire presto la preghiera. A gente abre a Bíblia. Apriamo le Bibbie, Queremos ler ela rápida. vogliamo leggerla molto veloce, E temos a nossa vida, né? perché abbiamo la nostra vita. E quando fazemos jejum, E quando digiuniamo, passa 2 horas, passano 2 ore, começamos a desejar o pranzo. cominciamo a desiderare il pranzo. Essa é a nossa natureza. Questa è la nostra natura. Mas isso não faz parte da natureza que Deus tem para mim e para você. Ma questo non fa parte della natura che Dio ha per me e per te. Porque o salmista disse Perché il salmista dice que ele anelava as águas. che anelava le acque. Se o salmista disse que anelava as águas, Se il salmista dice che anelava le acque, eu também posso anelar. anche io posso anelare. Tu pode anelar. Tu puoi anelare. Anelare esiste il verbo. Sì. Aí o nosso problema Il nostro problema é que a gente mesmo se limita. è che noi proprio ci limitiamo. Olhamos para o texto bíblico, Guardiamo il testo biblico, vemos as mudanças que Deus faz nos homens de Deus guardiamo i cambiamenti che Dio fa nei suoi servi e achamos que isso é impossível. e pensiamo che sia impossibile. Não. No, Se está escrito, se è scritto, é palavra de è Deus, parola di Dio, é possível eu e você vivê-la. è possibile io e te viverla. E para concluir, Per concludere, Asaf diz que o ímpio passará. Asaf dice che l'empio passerà. Nós vemos isso no versículo 27. Vediamo questo nel versetto 27. Pode ler. Poiché, ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Esse é o destino do ímpio. Questo è il destino degli empi. Eles serão destruídos. Saranno tutti distrutti. E o interessante desse salmo E interessante questo salmo é que o salmista começa dizendo que Deus é bom è che il salmista comincia dicendo che Dio è buono e termina dizendo: e finisce dicendo é bom para mim è buono per me, se aproximar de Deus. perché io possa avvicinare a Dio. Deus é bom Dio è buono, e é bom para mim. è buono per me. Isso é maravilhoso. Questo è meraviglioso. Enquanto os ímpios estão correndo, Mentre gli empi corrono, quando eles estão ansiosos quando hanno ansia para possuir, per possedere, bom para mim buono per me é aproximar-me de Deus. è avvicinarmi a Dio. Enquanto o ímpio está anelando, Mentre l'empio anela possuir, possedere, eu estou indo ao contrário deles. io vado al contrario.
Estou me aproximando de Deus. dall'altra parte, mi avvicino di Dio. Essa é a diferença do ímpio e do justo. Questa è la differenza tra l'empio e il giusto. É aquilo que nos alimenta. È quello che ci alimenti, ci nutre. O alimento do ímpio Il cibo dell'empio é possuir, è possedere, é fazer as próprias vontades. è fare le sue proprie volontà. Mas de Asaf não. Ma di Asaf no. Ele quer se aproximar de Deus. Lui vuole avvicinarsi di Dio. É o que Deus quer fazer comigo e com você. È quello che Dio vuole fare con me e con te. Que nos aproximemos dele. Che ci possiamo avvicinarci di Dio. Não olhe para a vida do ímpio. Non guardare la vita dell'empio. Ele vive o engano. Lui vive l'inganno. Dessa vida eu e você já saímos. Di questa vita siamo già usciti. Sabe por quê? Sai perché? Porque às vezes Perché a volte vêm os pensamentos na nossa cabeça. vengono dei pensieri nella nostra mente. A saudade do Egito. È la mancanza dell'Egitto. Entende o que eu quero dizer ou não? Capite cosa voglio dire? A saudade do Egito. Le mancanze dell'Egitto, Quando eu me refiro à saudade do Egito, quando mi riferisco alla mancanza dell'Egitto, estou falando daqueles que olham para o passado parlo di quelli che guardano il passato e dizem assim: e dicono così, era melhor quando eu não tinha Deus. era meglio quando non avevo Dio. É a saudade do Egito. È la mancanza dell'Egitto. Israel um dia pensou assim, Israele un giorno pensava così, ha quando pensato estava così. ali no deserto. Quando era lì nel deserto, Começou a sentir a saudade. ha cominciato a sentire la mancanza. Sentia saudade até da cebola do Egito. Gli mancavano anche le cipolle dell'Egitto. Mas Deus, sabendo disso, Ma Dio, sapendo di questo, vocês vão passar aqui mais 40 anos. passerete qua altri 40 anni. Vou tirar essa saudade de vocês aqui, Voglio levare questa mancanza di voi para provar para vocês per provare que per sou eu voi que cuido de che vocês, sono io che prendo cura di voi, que vale a pena sair do Egito. che vale la pena uscire dall'Egitto. E esta é a nossa vida, não? E questa è la nostra vita, no? Vivemos isso constantemente. Viviamo questo sempre. Então, que façamos como Asaf, Allora, che possiamo fare come Asaf, entramos na sua presença che possiamo entrare nella sua presenza e não sair mais. e non uscire più. Andar com ela Camminare con essa 24 horas, 24 ore nessa su dimensão. 24, in questa dimensione. Porque quando você andar assim, Perché quando cammini così você nunca mais vai olhar para a vida do ímpio. non guarderai mai più la vita dell'empio. Porque os seus olhos Perché i suoi occhi estarão fixos saranno fissi na eternidade. nell'eternità. Existe um pregador do século 17 Esiste un predicatore del secolo XVII chamado Jonathan Edwards. chiamato Jonathan Edwards. Ele disse, tem uma frase dele: C'è una sua frase che dice: Senhor, Signore, que os meus olhos che i miei occhi estejam fixos siano fissi na eternidade. nell'eternità. E eu me lembro agora das palavras de Paulo, E mi ricordo ora delle parole di Paolo quando ele diz: quando dice: olhando para Jesus, guardando Gesù, autor e consumador da nossa fé. autore e consumatore della nostra fede. Compitore, autore e compitore della nostra fede. Olhando para Jesus. Guardando Gesù, Não olha para mim, non guardando me. olha para Jesus. Olha Gesù. Guarda Gesù. Olha para Jesus. Fissa Gesù. Porque Ele é perfeito. Perché Lui è perfetto. Ele é exemplo. Lui è esempio. É onde nossos olhos devem estar. È dove i nostri occhi devono stare. Olhando para Ele. Guardando Lui. Então, neste momento, nós vamos orar. Allora in questo momento preghiamo. Eu vou orar por mim e por vocês. Pregherò per me, per voi,
para Deus fazer mudanças dentro de nós. perché Dio possa fare cambiamento dentro di noi. Nossos pensamentos, I nostri pensamenti, nossa visão, la nostra visione, porque só Ele pode fazer isso. che solo Lui può fare questo. Senhor Deus e Pai, aqui na Tua presença, estamos nesta noite, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração, Pai. Muitas vezes, Senhor, somos tentados a pensar como Asaf, Senhor, mas somos convidados por Ti para entrarmos na Tua presença. E a Tua presença, Senhor, muda todas as coisas. Então eu te peço nesta noite que o Senhor possa mudar, Senhor, a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração, que possa, Senhor, ser moldada pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda continua traduzindo, irmã. Tem um recado aqui que eu quero dar. Está aqui conosco Glauco e Sabrina. È qui con noi Glauco e Sabrina, Está ali a irmã Patrícia também, la sorella Patrizia, que nos dá a honra de nos visitar. che ci dà l'onore di venire a trovarci. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de vocês. Vogliamo ringraziare Dio per la vostra vita E neste momento eu queria convidar Glauco para fazer a oração final. e in questo momento voglio invitare Glauco a fare la preghiera finale E estaremos encerrando este culto. e staremo finendo il culto. Saluto la Chiesa con la pace di Cristo Gesù. Amém. Facciamo la preghiera. Dio Santo, amado Dio, noi ti ringraziamo per questa sera, perché la tua parola è potente, è viva e efficace. Che il Signore, Padre, che ha ministrato sulla nostra vita in questa sera, che questi giorni possiamo mettere in pratica tutto ciò che abbiamo sentito do Teu Espírito Santo sulla nostra vita. Padre, dá o Teu Espírito su di noi, Padre, un'unzione di ousadia, che noi possiamo avere più coraggio, possiamo avere più forza, che possiamo andare avanti e portare la Tua verità e mettere in pratica nella nostra vita la Tua parola che è potente. Possiamo avere una settimana di cambiamento, possiamo aprire il nostro orecchio per sentire la Tua voce, possiamo dare passi per fede, che sappiamo che tutto ciò che Tu fai è perfetto e Tu puoi fare ogni cosa su ogni cosa della nostra vita, Padre, sul nostro lavoro, sulla nostra famiglia, sul nostro futuro e tutto ciò che noi confidiamo a Te in segreto. Padre, ti ringraziamo per questi culti, per la benedizione, tutto che Tu hai liberato su di noi. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Neste momento nós vamos receber a bênção dos apóstolos, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Eterno Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todos para todos sempre. Amém.